Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Partiamo con la strage dei Centauri, davvero una carneficina sulle nostre strade negli ultimi mesi. L'ultimo in ordine di tempo, Thomas Modesti, 27enne, che ha perso la vita, era un ragazzo di Bassano del Grappa. Cordoglio, dolore e anche l'esasperazione dei cittadini. Andiamo in diretta da Vanessa Banzato con il nostro operatore Renzo Rigone. A te, Vanessa. Buongiorno a te direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Siamo tornati a Rosà, in via Capitano Alessio, dove ieri si è appunto tenuto l'ennesimo incidente stradale con esito mortale. C'era un Audi A3 che usciva da questa laterale per immettersi in via Capitano Alessio. Vedete, c'è il segno di immissione costretta verso destra. La macchina, l'Audi, avrebbe tentato la svolta verso sinistra proprio nel momento in cui stava arrivando un giovane di 27 anni in sella alla sua motocicletta, Thomas Modesti. Un urto tremendo, come abbiamo riportato anche nei nostri servizi, vi abbiamo raccontato anche nei nostri servizi, un urto terribile. Il giovane è stato sbalzato dalla sella della motocicletta, è finito a terra diversi metri di distanza dal mezzo e davvero ha subito dei traumi talmente gravi che, nonostante i sanitari abbiano tentato per più di mezz'ora di rianimarlo, per lui non c'è stato nulla da fare. Tra l'altro la prima persona che era corsa in aiuto di Thomas Modesti era stato proprio un volontario del SUEM 118 che doveva prendere servizio di lì a poco. È subito corso in aiuto, ha provato per primo, in attesa dell'arrivo dell'ambulanza, a praticare il massaggio cardiaco. Sembrava che il giovane si fosse stabilizzato grazie anche poi all'intervento dei medici e dei sanitari del SUEM. Purtroppo, quando è stato portato in ospedale, il suo cuore ha smesso di battere. L'auto che è stata colpita dalla moto è andata praticamente distrutta, quindi si può ben immaginare anche la velocità che appunto è stata sostenuta da entrambi i mezzi in questo frangente. C'è da capire adesso se l'Audi, che è uscita da questa laterale per immettersi in via Capitano Alessio, volesse andare verso il centro, verso a sinistra, o se volesse attraversare la strada come accade molto spesso e andare in via dei Bersaglieri. Sono molte le persone che fuori dal microfono, fuori dalle telecamere, ci hanno appunto dichiarato che questo segnale stradale non viene praticamente mai rispettato. Di conseguenza c'è davvero un appello che viene lanciato anche dagli stessi residenti, dalle persone che lavorano e che abitano lungo questa trafficatissima via Capitano Alessio, già teatro purtroppo di altri incidenti stradali anche con esito mortale. Davvero le persone che transitano su queste strade rispettino almeno la segnaletica stradale, oltre che i limiti di velocità. Thomas Modesti viveva da qualche anno a Bassano del Grappa, si era trasferito, lui è originario del Veronese, si era trasferito con la compagna, era amante di sport, amante della sua motocicletta. Veniva notato, visto dai residenti di quartiere San Michele, dove abitava, a passeggiare con il cane. Era una persona molto riservata, assieme alla compagna, si diceva viveva nella zona di Valtripona, San Michele di Bassano, e pareva che dovessero trasferirsi entro breve tempo, insomma dovessero nuovamente trasferirsi. Di certo è che le nostre strade per l'ennesima volta registrano ancora una giovanissima vittima, e la gente è davvero esasperata, perché la gente dice non se ne può più, non è possibile che si continuino a registrare davvero vittime sulle nostre strade. Per il momento, direttore, da Rosà è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molto a Vanessa Banzato e a Renzo Rigon. Davvero una strage che non ha precedenti per numero di vittime, per numero di
di incidenti nel giro degli ultimi mesi. E soprattutto la provincia di Treviso è teatro di moltissimi incidenti che vedono protagonisti giovani ma anche persone anziani, quindi aumentano le vittime della strada nella Marca Trevigiana, sono 25 nei primi 6 mesi dell'anno, più sanzioni anche per la velocità aumentate le sanzioni del 200% e per la guida sotto l'effetto di stupefacenti. 5 vittime in più rispetto allo scorso anno è il bilancio dei primi 6 mesi del 2026 sulle strade della Marca Trevigiana, dove da gennaio a giugno hanno perso la vita 25 persone. A fotografare la situazione è il centro di monitoraggio incidenti della provincia, che evidenzia come il 36% delle vittime abbia più di 60 anni, mentre il 28% abbia meno di 30. La causa più frequente è la fuoriuscita autonoma del veicolo, responsabile di 4 casi su 10. Seguono gli scontri frontali e gli investimenti di pedoni. Più della metà dei decessi, il 52%, si concentra nel fine settimana, tra venerdì e domenica, mentre giugno è stato il mese più tragico, con 6 vittime. Preoccupano anche gli utenti più vulnerabili, quasi un incidente mortale su 2 ha coinvolto pedoni, ciclisti o motociclisti. Tra i giovani deceduti prevalgono infatti proprio i conducenti di moto. Sono ben 16 morti trevigiani sulle 2 ruote dall'inizio dell'anno, sia nel nostro territorio che fuori provincia, sommando anche i 3 decessi di luglio. Sul fronte dei controlli calano le sanzioni per uso del cellulare, cinture di sicurezza e guida in stato di ebbrezza, ma aumentano quelle per eccesso di velocità, cresciute del 200%, e per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Numeri che confermano come la prevenzione e il rispetto delle regole restino le armi principali per ridurre una tragedia che continua a colpire le strade della nostra provincia. Questo era il servizio che riguardava appunto gli incidenti nella Marca Trevigiana, il servizio era di Elena Dal Forno. Vediamo adesso, passiamo all'assalto dei ladri, continuano le razzie in piena estate, non cessa l'emergenza furti, ignoti hanno assaltato una villetta a Cassola, sentiamo la disperazione della proprietaria della villetta. Entrai dalla porta del salotto con un picco in mega divelto all'oscuro, hanno sfondato sotto della porta che ha lo specchio di legno e entrai da là e mi ha fatto tutto da cima a fondo. La disperazione della signora Annalisa, residente con la famiglia in via Zanchetta a Cassola, nei pressi della zona industriale, è quella di tante altre persone che hanno subito la violazione della propria intimità. Disposta comodini, cassetti, non si passava da... Hanno portato via qualcosa? Sì, mi ha portato via 2 orologi, uno d'oro mio, 2 di mio marito e 2 catenine, un anello mio. 3 contanti. Al di là del valore anche affettivo dei preziosi rubati, prevale a quasi 48 ore dal fatto un altro sentimento. Il dispiacere enorme che sia venuto dentro a casa. È la prima volta che vi succede? Sì, è la prima volta a mio figlio è la seconda. I ladri, aspettando l'uscita da casa di tutti i componenti della famiglia, hanno agito praticamente indisturbati. I nostri vicini qua di fronte era via, Giuseppe, e i ragazzi di qua non hanno sentito niente e neanche quei di hanno sentito niente. A Cagnetta ha fatto il disastro, certo, però non mi ha sentito, cosa ho avuto neanche messo so dentro, non sento cosa che succede fuori perché... Non vi allarmi? Sì. Ma non l'abbiamo attaccato Giacomo per 2 ore e è andato via e è venuto a casa e ha trovato il disastro. Sul fatto indagano i carabinieri di Romano, arrivati già nella tarda serata di sabato. Mi dispiace per tutto, per i danni, per l'oro che mi ha portato via, l'orologio che gli era un ricordo della nascita di mio figlio. Mi dispiace, però è importante che non ci fosse in casa nessuno. A breve il comune riaccenderà per tutta la notte tutti i lampioni stradali, ma questa è una magra consolazione per chi ha subito un furto in casa. Maledetti, guarda, maledetti. Non dico parole brutte perché non fa parte del mio essere, ma maledetti, non si può vivere così. Servizio di Mirko Cavallini, ancora una volta ne abbiamo parlato ieri sera a Focus. Sentiamo cosa ha detto il sindaco di Meduna
di Livenza Arnaldo Pitton. Meduna di Livenza è un paese che ha multiculturalità, abbiamo tanti stranieri integrati, stanno bene, vengono dal sindaco a chiedere anche aiuto, il sindaco glielo dà. L'importante è rispettare la legge, rispettare la cultura, le tradizioni che trovi, e a Meduna hai le porte aperte, si vive bene. C'è qualche furtarello di qualche disgraziato, ma per fortuna facciamo le corna, si sta ancora bene, è un paese che integra, nonostante che il sindaco sia fatto così, ha le sue idee, però Meduna ha le porte aperte dove si rispettano le leggi. Facciamo anche un po' di chiarezza qua, le carceri sono piene, bene, il 33-32% dei carcerati sono stranieri, se andassero nelle carceri a casa sua, dove mangiano un pasto solo, pane e acqua e via, e non ci sarebbe neanche il problema del sovraffollamento. Questo è un dato di fatto. Se pensiamo 20, 30, 40 anni fa, ok, non c'erano questo tipo di problemi. A Conegliano potevi viaggiare di notte, a Meduna di Livenza andavi lungo Livenza a fare l'amore con la fidanzata, non c'erano questi problemi. Vogliamo ricordarlo che stiamo peggiorando giorno per giorno, e anche su paesi dove prima vivevi in tranquillità assoluta cominciamo a avere questi problemi. Il perché? Perché ci siamo riempiti di gente che non è quella che viene qua per lavorare, per prendere soldi, per portarsi a casa e farsi un futuro a casa sua, come facevano i nostri vecchi, come ha fatto anche i miei genitori, che sono stati in Svizzera, hanno lavorato, si sono messi via un po' di grana e sono rientrati in Italia e si sono costruiti una casa. Così ieri sera il sindaco di Meduna di Livenza Arnaldo Pitton. Vediamo un altro episodio a Padova, questa volta un ladro che aveva appena compiuto una spaccata in un ristorante giapponese è stato arrestato grazie all'intervento di una dipendente che ha chiamato la polizia. In genere le bande dei predoni che stanno operando nel Veneto e in altre regioni la fanno franca. Vediamo questo caso a Padova. Cosa hai visto? Perché io sopra era la mia casa, io ho sentito rumore 3 volte, qualcosa porta a stare come facendo così. Allora ho sentito questo rumore, ho chiamato mia titolare di mio ristorante, lei ha chiamato la polizia. E tu hai ripreso tutto col cellulare e hai dato il video alla polizia, giusto? Sì. I rumori forti nel cuore della notte l'hanno svegliata. Dalla sua finestra ha visto il ladro che spingeva contro la vetrina e stava per entrare nel ristorante dove lavora. Pochi istanti col cellulare ha filmato tutto, con un altro telefono invece ha chiamato la titolare e la polizia. Le immagini registrate da questa ragazza sono state fondamentali per individuare l'uomo. L'intervento della polizia alle 4 del mattino di domenica, la porta d'entrata del ristorante sushi all'angolo tra via Raggio di Sole e Corso Milano a Padova forzata. All'interno il ladro che era scappato aveva fatto razzia di costose bottiglie di champagne, un cellulare e un orologio. La sua fuga in sella ad uno scooter con il volto coperto dal casco però era stata ripresa da una dipendente del locale che vive sopra il ristorante. La ragazza ha mostrato agli agenti le immagini che vengono condivise tra gli equipaggi impegnati nel controllo del territorio. Un'ora dopo nel quartiere Arcella una volante vede un uomo corrispondente all'identikit proprio vicino al Borgo Magno mentre si allontana dal parcheggio a Piani, il Central Park. È qui che i poliziotti trovano lo scooter ripreso dal video della dipendente del ristorante. Nascoste sotto la sella le bottiglie di vino rubate. Anche il motorino è risultato provento di furto qualche giorno fa in zona Ospedali. L'uomo, un 37enne marocchino con numerosi precedenti per furti e droga, è stato così arrestato. Il questore ha anche attivato l'ufficio immigrazione per la revoca del permesso di soggiorno. La refurtiva si aggirava attorno ai 2.000 euro. Dice di Valentina Visentin, sarà che il prezzo del gasolio è alle stelle nonostante l'intervento del governo che ha fatto calare di 17 centesimi il litro del gasolio, ma va a ruba, si potrebbe dire, perché i ladri entrano in azione anche per questo. È successo a Giavera del Montello, prelevati 400 litri di carburante da un camion betoniera. Verso le 6 siamo partiti col camion, sono salito, ho acceso lo staccabatterie, sono salito in camion, vado per accendere il camion e vedo che il camion è in riserva.
detto vabbè, il gasolio l'avevo fatto venerdì, ho detto vabbè, magari non so, mi sono dimenticato. Vado giù, controllo dal serbatoio e mi trovo il tappo praticamente aperto, rotto, forzato, e il gasolio praticamente non c'era più. Non certo una dimenticanza, ma un colpo chirurgico fatto con ogni probabilità da ladri specializzati nel furto di carburante. Per il giovane Pellegrino Solimando, titolare di un'azienda artigiana con il padre, un inizio settimana davvero amaro. Sono riusciti a portare via 400 litri, mentre sull'altro, quello lì di mio papà, non sono riusciti a portarlo via perché lui aveva il sistema dell'antifurto, quindi non sono riusciti a fare altro. Sistema installato poche settimane fa, dopo aver subito un furto del tutto analogo, sempre nella zona industriale di Giavera del Montello, in via San Rocco. Padre e figlio stanno presto a fare i conti. Stiamo parlando all'incirca di 800 litri di gasolio. Che monetizzati? Sono intorno ai 1.600-1.700 euro col prezzo che c'è oggi. E quindi ovviamente su un'impresa artigiana piccola incide tantissimo. Sì, incide abbastanza, insomma, ecco, sono 2-3 giorni di lavoro, 3-4 giorni di lavoro. Da qui la segnalazione ai carabinieri e quella via social per mettere i colleghi autotrasportatori in guardia. Pare altre attività siano state colpite nelle ultime settimane. Pellegrino Solimando, per tutti Rino, è giovanissimo, ma sul suo camion vuole continuare a fare strada. Anche perché con i costi che ci sono oggi del gasolio, quindi diciamo che è diventato oro liquido, quindi siamo sempre di più alle strette e cerchiamo sempre di essere più vigili possibili. Ci si sveglia la mattina per andare a lavorare, per portare un pezzo di pane a casa, e succedono sempre questi inconvenienti, insomma, ecco. Adesso andiamo in diretta nel Vicentino perché sono stati superati i limiti previsti per i PFAS nelle falde a nord della provincia di Vicenza, in questo caso sia a Sandrigo che a Bressanvido. Andiamo in diretta da Daniele Garbin con il nostro operatore Simone Squarcina. A te Daniele. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo nel comune di Bressanvido, con me il sindaco Luca Franzè, buongiorno. Buongiorno direttore Baccialli. Ecco, in questo momento, come anticipavi direttore, è proprio questa la notizia. Viacqua ha eseguito dei controlli proprio sui pozzi a nord dei comuni del Vicentino, e nel comune di Bressanvido e di Sandrigo sono stati rivelate, in base alla nuova normativa, gli sforamenti dei valori di PFAS contenuti nei pozzi privati, diciamo 9 su 17, adesso ci faremo dire bene dal sindaco un po' perché è stata un'iniziativa diciamo preventiva, diciamo che la parola prevenzione è un po' l'aspetto comune che riguarda, visto anche quello che è successo nei giorni scorsi, nei mesi scorsi, dopo le polemiche da famiglia dei PFAS, non tanto quelli della Miteni quanto quelli del PFBA, gli acceleranti chimici nei cementi per la realizzazione della pedemontana, e l'aver trovato già in comuni a nord e soprattutto un evento specifico, adesso ci dirà il sindaco, che hanno avuto di un inquinamento gli anni scorsi, insomma li ha fatti muovere sicuramente sul piano della prevenzione, è così sindaco? Esatto, grazie per l'opportunità, per poter anche chiarire e poter informare bene in maniera capillare i cittadini. Nel corso dell'ultimo periodo noi abbiamo intensificato il rapporto con Viacqua nel momento in cui nella fascia pedemontana iniziano questo tipo di ritrovamenti. Nel corso delle ultime settimane, quando abbiamo visto che nei comuni vicini a noi, in particolare Pianezze, Schiavon o anche Nove stesso, questo tipo di positivizzazione con lo stesso o diversi tipi di materiali avanzavano, abbiamo intensificato ulteriormente a scopo preventivo la relazione con Viacqua. E qui ringrazio effettivamente il presidente Ginato e il direttore Piccoli perché hanno garantito la massima disponibilità. In questo contesto sono stati intensificati i controlli dei pozzi di emungimento che alimentano la rete acquedottistica, portandoli da un controllo al mese a un controllo a settimana. Voglio sottolineare con forza che alla luce anche degli ultimi range di riferimento, come giustamente citava, entrati in vigore il 13 di luglio, la rete acquedottistica è assolutamente sicura e all'interno abbondantemente rispetto ai parametri. È stato aggiunto un intervento di controllo rispetto ai pozzi privati a nord del nostro territorio, evidenziando come alcuni pozzi risultino positivi, soprattutto se noi parliamo del nuovo range di riferimento.
Ecco, diciamo subito, allora, per dare un'informazione corretta anche ai cittadini, che questa analisi preventiva è anche per dare la dimensione, nessun allarmismo, però vi state in qualche modo predisponendo, soprattutto per dare un servizio anche alternativo. Si parlava di agevolazioni anche tariffarie, perché spetterebbe in capo ai cittadini l'analisi e quindi anche economicamente sarebbe quasi sostenibile poter pagare molto più spesso le analisi dei PFAS, e nel caso venissero ritrovati sforamenti importanti, lo switch è il passaggio all'acquedotto, quindi all'utilizzo del servizio che ricordiamo assolutamente sicuro, che viene fornito da Viacqua nella rete acquedottistica. Di che iniziative si sta parlando, lei che sta predisponendo? Allora, infatti la rete dell'acquedottistica è assolutamente sicura. Alcuni cittadini, molti cittadini sono già collegati alla rete acquedottistica, altri non lo sono ancora pur avendo la disponibilità di fronte alla propria abitazione. Ecco che con Viacqua abbiamo scelto prima di incontrare quei cittadini che sono risultati positivi e di informarli della linea che si intende seguire, la linea concordata, e successivamente questa settimana partono delle lettere proprio per i cittadini che sono allacciabili alla rete acquedottistica in modo da avviare procedure e garantire la maggior tutela. Poi per i cittadini che non sono allacciabili alla rete acquedottistica, e come giustamente diceva la norma prevede in capo a loro l'analisi dei pozzi, noi abbiamo sottoscritto una convenzione con Viacqua in modo che questo tipo di analisi, che sono effettivamente abbastanza onerose, vedano un miglioramento, diciamo, dell'impatto economico con una suddivisione dei costi, parte ai cittadini, parte a Viacqua e un terzo in capo al comune stesso, proprio per garantire la tutela della salute e dell'incolumità pubblica. Allora, tanto ringraziamo il sindaco, ovviamente noi seguiremo la vicenda, adesso questo qui andando avanti ovviamente preoccupa, ecco, ma perlomeno è sotto controllo. Importante, ecco, proseguire e attenzionare il fenomeno. Ringraziamo il sindaco. Grazie a voi, grazie al dottor Baccialli, buona giornata. Sì, se non hai domande direttore, siamo qui col sindaco, da Bersan Video è tutto, a voi la linea. Grazie Daniele, grazie molte a te e a Renzo Rigono, ovviamente al sindaco, e andiamo avanti, torniamo alla cronaca nera perché non passa giorno senza che non succeda qualche cosa in cui i protagonisti sono persone violente, spesso squilibrate, spesso irregolari. È quello che è successo a Mogliano sabato, dove un 32enne nigeriano è stato protagonista di un pomeriggio di follia. Sentiamo il servizio della nostra redazione di Treviso. Continuiamo assolutamente a controllare questi soggetti, questo in particolare perché ahimè è tornato a piede libero. Fortunatamente nessuno si è fatto male e assolutamente insomma ci siamo, però si fa fatica, tanta fatica. C'è un misto di rabbia e amarezza nelle parole del sindaco Davide Bortolato dopo il sabato ad alta tensione vissuto tra il piazzale antistante il Cadoro di via Zermanesa e il Bar Verdi di via 24 Maggio nel cuore di Mogliano. Sono circa le 7 della sera quando un uomo si scoprirà poi nigeriano di 32 anni va in escandescenza all'esterno del supermercato inveendo contro dei clienti. Il fare è minaccioso, cerca di alzare anche le mani, sembra alterato e quando capisce che qualcuno ha allertato il 112 scappa, percorre diverse centinaia di metri ed entra al Bar Verdi dove chiede di usare la toilette. L'abbiamo lasciato andare in bagno e poco dopo sono arrivate 2 pattuglie dei carabinieri che si sono appostati proprio vicino al bagno e hanno aspettato che il ragazzo uscisse. Appena uscito hanno cominciato a parlare, dopodiché il ragazzo, visto che si vede dalle telecamere che ha proprio spinto un carabiniere che è andato a sbattere addosso la vetrata, che è un divisorio tra la tabaccheria, cioè tra noi e i clienti. Ha rotto il vetro. L'uomo viene bloccato, scatta la denuncia per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, non abbastanza evidentemente per finire in carcere, eppure si tratta di un volto ormai noto. A fine giugno aveva scagliato anche dei sassi contro il Duomo, il video era diventato virale. Sì, è lo stesso perché è ben riconoscibile, cioè uno che gira a luglio con una giacca a vento, incappucciato, si riconosce. Speriamo insomma che ci sia un nuovo fermo e si riesca a fare qualcosa per questa persona. A piede libero e quindi potrebbe essere già tornato a Mogliano? Assolutamente sì, speriamo di no. Ci turba tantissimo perché noi siamo qua che lavoriamo e vorremmo stare in pace e
Purtroppo vediamo che capitano spesso faccende del genere, specialmente stranieri anche che vengono qui e magari sono un po' alterati, e cerchi di calmarli, cerchi di evitare. Noi magari chiudiamo anche prima il bar per evitare che alla sera, perché normalmente succede verso sera queste cose qua. Servizio di Christian Arboit, e vediamo anche il problema delle baby gang che imperversano in tutte le nostre province. È spuntato un nuovo video di un'aggressione che riporta sotto i riflettori il tema della sicurezza urbana a Conegliano. Le immagini del pestaggio avvenuto il 26 giugno sotto i portici di via Cavour, a pochi passi dal parco Mozart, tornano ad accendere l'attenzione sulla sicurezza in città. Il video, ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e diffuso solo nelle ultime ore, mostra due giovani che colpiscono un uomo con calci e pugni. Un episodio che riporta al centro il tema della violenza dopo la rissa di venerdì scorso ai giardini di San Martino, dove un ragazzo è stato aggredito da un gruppo di giovani. Le indagini sono in corso, mentre qualcuno si chiede se vi possa essere una correlazione tra i due casi. Nel frattempo il sindaco Fabio Chies auspica che i responsabili vengano individuati e chiamati a rispondere delle loro azioni. Vediamo questi episodi sporadici che avvengono in città e io non ho neanche il coraggio di chiamarli Maranza, perché gli daremo un'etichetta. Questi qua sono 4 deficienti che alla sera, invece di stare a casa e essere educati dai genitori e comportarsi bene, vanno a combinare queste cose. Non va assolutamente bene. Abbiamo chiesto alle forze dell'ordine di intensificare i controlli, certo che una volta presi devono essere puniti nella maniera adeguata. A diffondere il filmato di via Cavour è stato un esercente del centro storico che denuncia il crescente disagio di residenti e commercianti costretti a convivere con episodi di degrado e violenza. Sì, siamo stanchi della situazione e chiediamo di vivere tranquilli e lavorare tranquilli, tutto qua. Gli episodi di criminalità qui accadono spesso? Sì, frequenti, comunque non è una novità, sicuramente non è un fatto isolato. Parco Mozart basta andare, tossici ci sono e di conseguenza ci sono anche spazzatori. Ai residenti viene chiesto se la zona di via Cavour e del parco Mozart non sia davvero sotto controllo. Anche stamattina comunque c'erano dei controlli, sicuramente non è piacevole per le mamme con i bambini restare qui sempre un po' allerta, ed è un peccato comunque perché è un bel parco. Serve assoluta fermezza nei confronti di chi si rende protagonista di episodi di violenza, ribadisce il sindaco. Chies respinge però l'idea di un'emergenza sicurezza, pur riconoscendo la gravità dei fatti. Sostiene che il racconto di questi episodi rischi talvolta di alimentare la polemica politica più che rappresentare un reale peggioramento della situazione. Alle volte vedo qualcuno che vuole anche cavalcare politicamente queste situazioni, dico loro di non farlo, perché le forze dell'ordine stanno facendo tutto quello che possono fare. Abbiamo chiesto di inasprire ancora di più e siamo tutti in prima linea perché queste cose non vogliamo vederle. Ma qualcuno non la pensa così. Non è per sfruttare una questione politica, perché a me potrebbe stare anche bene un'amministrazione di sinistra se mi fa stare tranquillo. Servizio di Nicola Marcato, oggi in regia Italo Morao e Andrea Basso, e andiamo nuovamente sulla scena dei furti nelle abitazioni o comunque delle scorribande dei ladri, in questo caso a pochi passi dal centro di Treviso, in viale Luzzati, poco fuori le mura. Andiamo da Marta Marangon con Nicoletta Rizzetto per la parte tecnica. A te Marta. Sì, buongiorno direttore, ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo in via Bortolan, laterale di viale Luzzati, a poche centinaia di metri dal PUT. Qui questa notte c'è stata l'ennesima scorribanda notturna dei ladri. Non sono riusciti ad entrare perché è suonato l'allarme in una villetta, svegliando appunto i proprietari e sono poi fuggiti. Nel frattempo è stato lanciato l'allarme alla polizia che è giunta sul posto. Di fatto c'è stato un grande trambusto proprio perché i poliziotti erano alla caccia di questi banditi. A sentire rumori e ad essere allertato dalle forze dell'ordine il titolare del panificio che si trova proprio all'inizio di via
viale Luzzati, all'altezza dell'incrocio proprio con via Bortolana. Erano le 3 di notte, lui era al lavoro, stava facendo il pane e sono stati i poliziotti a dirgli appunto di chiudersi all'interno del laboratorio proprio perché c'erano questi ladri in fuga. Al momento non risulta siano stati catturati. Da Treviso quindi per il momento è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangoni e Nicoletta Rizzetto. Ieri sera a Focus il sindaco di Meduna a un certo punto ha detto a Daniele Pescara, un imprenditore italiano che lavora a Dubai, che cosa accadrebbe se qualcuno a Dubai con uno spray volesse scrivere su un muro Viva l'Italia. Sentiamo cosa ha risposto Pescara. Nell'atto, nell'esecuzione fermato, non riusciresti neanche a scrivere Viva l'Italia. Da quanta sicurezza c'è, ma non solo a Dubai, anche in altri paesi, perché direttore, qui ormai siamo arrivati a un punto che soprattutto per chi come me viaggia è una situazione fuori controllo, ma soprattutto cioè, un borgo come quello di Conegliano, le nostre città sono delle bomboniere, i residenti che devono rimanere in casa a filmare perché hanno paura, ma perché questo? Perché sono giustificati, perché c'è una parte della politica che continua a giustificare. Questi non sono Maranza, non sono dei cretini come vengono chiamati, questi sono dei criminali che in futuro non diventeranno di certo degli imprenditori, dei gentiluomini, non pagheranno le tasse e abbiamo qui un imprenditore sulla piazza che giustamente chiede di vivere una vita pacifica, paga il 70% di tasse, paga il suolo pubblico, paga tutto quanto e questo è l'ordine del giorno. Perché? Parte della politica e parte dell'opinione pubblica ha normalizzato questi gesti. Non è normale, ma non è normale solo a Dubai, non è normale in nessuna parte del mondo. E quando parlo con imprenditori che magari vogliono fare una scelta di vita diversa, non se ne vanno per le tasse, se ne vanno sempre per il futuro dei figli, se ne vanno sempre per un discorso di sicurezza. Il contraddittorio cos'è? Dobbiamo aiutare questi ragazzi. Come li aiutiamo? Facciamoli stare di più un'ora a scuola, ma questo non va neanche a scuola. Manca la famiglia, bisogna aiutarli con delle cooperative, altre cooperative. Questa non è la soluzione, serve una direzione politica chiara, come si è detto prima, serve un pugno duro, un padre severo con delle misure correttive. Così Daniele Pescara ieri sera e a Ringa ieri sera il talk condotto dal nostro direttore Ferdinando Avarino, la guerriglia Notalva in Valsusa e le parole shock del deputato di Futuro Nazionale Gianangelo Boff. Sentiamo. Qui stiamo parlando di scene che appartengono a matrice terroristica con finalità eversive. Questo si tratta, gente armata, organizzata, che pianifica attentati a infrastrutture dello Stato. Nei paesi normali, gente come quella, con bombe che sono imbottite di chiodi, di bulloni, che possono uccidere i poliziotti, ci vogliono i cecchini che accompagnano i poliziotti e chi si permette di tirare una bomba contro un poliziotto deve essere seccato sul posto. Quello è un terrorista. È un terrorista, i poliziotti devono andare armati alla pari perché se le persone parlando di uccidere una persona, allora quelli hanno agito con l'intento di uccidere i poliziotti, quelli hanno agito con l'intento di uccidere i poliziotti. Noi mandiamo i nostri poliziotti con gli scudi fumogeni di fronte a gente che gli tira contro delle bombe. Ma di non cosa può stiamo dire parlando? È un omicidio. Quello che lei sta dicendo, non è un ho omicidio. capito, va bene, se uno non fa il terrorista ma non non rimane può dire una cosa del genere. Se uno non fa il terrorista non rimane vittima, quelli sono dei terroristi. Io spero che Conte, che è persona per bene, e questa destra non si allei con questa gente, perché sennò è complice, no? Negano il femminicidio, sono razzisti, dicono che le persone omosessuali non sono normali, adesso dicono che dobbiamo cecchinare chi manifesta. Ragazzi, qua siamo oltre, cioè il limite si sta spostando sempre più in là e non siamo più nella civiltà, cioè non si possono dire certe cose.
cose. sono le azioni terroristiche. Un conto sono le azioni terroristiche che sono altra cosa rispetto a chi manifesta anche in modo acceso. Questi sono dei terroristi. Lo Stato va difeso, ma lo Stato non uccide. Un conto è isolare i violenti, che è assolutamente corretto, un altro è parlare di cecchini. La vita umana ha un valore e quindi mi sembra che questo dibattito si sia un attimo spostato su dei valori che io non condivido, per cui finché parliamo di sicurezza, finché parliamo appunto di condannare azioni violente, sono assolutamente d'accordo. Dopodiché però devono esserci giustamente i limiti nella nostra Costituzione. Grazie a Dio il diritto alla vita è sacrosanto. La polizia rappresenta lo Stato e lo Stato non uccide, quindi ci stiamo proprio discostando dai principi base di quelli che è il nostro Stato di diritto. Quindi stiamo parlando di cose che sa benissimo che non può essere possibile, perché lei sa meglio di me che mettere i cecchini accanto alla polizia non è una cosa possibile. Io credo che la politica abbia il dovere di riportare il dibattito sul binario della democrazia. Li mandiamo dal psicologo questi qua. No, ma cosa c'entra questo? Cioè, nel senso che verranno indagati, verranno arrestati, sono 800 identificati, cioè, qualcuno diceva 30. Per quello che hanno fatto, hanno commesso dei reati anche gravi, e spero che ci sia una conseguenza che sia adeguata a quelle che sono le loro responsabilità. Allora così il sindaco Mario Conte ieri sera a Ring. Vediamo adesso il caso di una osteria padovana che espone la bandiera palestinese dopo aver ricevuto una prenotazione, ha ricevuto una disdetta perché i clienti avevano ospiti israeliani e il web si è diviso tra chi li sostiene e chi li attacca. Sentiamo. Riceviamo una chiamata sempre dalla stessa persona che ci dice che un loro collega era passato davanti e aveva visto la bandiera palestinese esposta e che per loro era un problema perché aveva una delegazione israeliana come ospite. E per noi non è un problema. Prenotazione disdetta perché nella vetrina del suo ristorante c'è esposta la bandiera palestinese. A raccontare l'episodio con un video sui social è uno dei titolari dell'osteria Fuori Porta nel quartiere Arcella di Padova. La scorsa settimana aveva ricevuto una prenotazione per un tavolo da 6 a pranzo. Poi tutto era stato disdetto perché nel gruppo c'era una delegazione israeliana e la bandiera palestinese esposta in vetrina per loro era un problema. Il titolare dell'osteria spiega così la decisione. Per loro, dice, non è un problema prendere una posizione chiara. Non è un problema posizionarci, non è stato un problema decidere tutti insieme di appendere le bandiere, non è stato un problema decidere tutti insieme di fare sciopero l'anno scorso, partecipare alle manifestazioni che sono state all'Interporto e a Padova, eccetera. Quindi per noi non è assolutamente un problema. Se per qualcuno è un problema il fatto che noi sosteniamo un popolo vittima di genocidio, con migliaia di bambini massacrati, migliaia di civili inermi massacrati, non venite a mangiare qua. Dopo la pubblicazione del video, però, sono arrivati più di 9.000 commenti ai titolari dell'osteria di Fuori Porta. E gli utenti si dividono. In molti sostengono la scelta del ristorante di esporre la bandiera del popolo palestinese. Fate bene, verremo presto. Ma c'è anche chi esprime contrarietà e considera la scelta non adatta ad un locale. Nessun commento della comunità ebraica padovana. E questo è quanto. Vediamo adesso, andiamo in diretta da Francesco Pezzella e dall'operatore Emanuele Sergi della nostra redazione di Udine, perché si procederà con un esame del DNA per capire se il corpo carbonizzato ritrovato in quei pressi è quello di un anziano scomparso. A te Francesco. Sì, buongiorno. Ci sarà l'esame del DNA per verificare se il corpo trovato in queste canalette carbonizzato ieri mattina intorno alle 10 da un operaio del Consorzio Bonifica della Pianura Friulana appartenga all'anziano di 83 anni di cui è stata denunciata la scomparsa ieri in serata dai parenti. Anziano che risulta essere non residente in questa casa ma occupare l'abitazione che tra un po' vi faremo vedere, dalla quale manca da un paio di giorni
giorni, così come la sorella che abita al piano superiore, anziana anche lei, che la sera prima del ritrovamento del cadavere è stata ricoverata in una struttura sanitaria per delle problematiche di salute da risolvere. Cos'è successo? Ieri mattina qui alle 10 è stato trovato il cadavere carbonizzato, sono arrivati i carabinieri della stazione di Codroipo, allertati dall'operaio del consorzio di bonifica, poi quelli della compagnia di Udine, il nucleo investigativo e i reparti scientifici. Inizialmente si parlava di un uomo fra i 35 e i 40 anni, poi ieri sera con la denuncia di scomparsa della persona che risulta abitare in questa casa, i carabinieri hanno ovviamente indirizzato le indagini immediatamente verso quella direzione, quantomeno per arrivare ad una identificazione o escludere che si tratti dell'83enne, ma se dovesse essere confermato che si tratta proprio dell'83enne scomparso, subito dopo le indagini potrebbero, insieme ai risultati dell'autopsia che verrà effettuata dal professor Carlo Moreschi, indirizzare il prosieguo delle ricerche, delle verifiche in una direzione piuttosto che in un'altra. Al momento però non si può escludere ancora nulla, sia che si tratti di un gesto volontario che di un omicidio. Questo è quello che resta qui nelle canalette, dove ieri il corpo della persona ritrovata era inarcato, appoggiato sulla schiena, a cavallo fra due canalette, con la testa da quella parte e le gambe da questa. Il professor Carlo Moreschi è arrivato ieri per un primo esame esterno della salma e non avrebbe riscontrato dei segni di violenza e sarebbe stata datata la morte della persona ritrovata qui ad almeno 24 ore prima del ritrovamento. Tutti elementi che, insieme anche al sopralluogo che i carabinieri hanno effettuato all'interno dell'abitazione dell'83enne scomparso, potranno far luce intanto sulla identità, escluderla o confermarla e poi andare avanti con le indagini coordinate dal procuratore Andrea Gondolo per l'omicidio o per il gesto volontario. All'interno della casa è stato trovato il telefonino cellulare della persona scomparsa, le chiavi di ingresso all'appartamento erano appoggiate sul davanzale di una finestra, l'auto della persona scomparsa è lì parcheggiata accanto all'ingresso dell'appartamento inferiore, quello superiore occupato invece dalla sorella. Queste sono le ultimissime novità, vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi, questo ulteriore aggiornamento della denuncia di scomparse. Ieri non risultavano denunce di persone scomparse a Codroipo e in provincia di Udine, qui nelle vicinanze. Poi quando il fratello della persona che risulta occupare questa abitazione ha sentito il ritrovamento di un cadavere vicino a questa casa, si è precipitato qui, si è preoccupato, dopodiché ha parlato con i carabinieri e in serata è stata presentata questa denuncia di scomparsa che ha permesso poi anche di fare accesso all'interno dell'abitazione ai militari e di raccogliere alcuni elementi che potrebbero risultare importanti. Non sarebbe stato trovato alcun messaggio, alcun biglietto lasciato alla famiglia, e questo che in tal caso diversamente si sarebbe potuti già avvicinare ad una ipotesi di gesto volontario. Al momento il gesto volontario rimane una delle ipotesi, così come rimane una delle ipotesi anche quella dell'omicidio. Da Codroipo è tutto, vi restituisco la linea. Grazie molte ai nostri inviati Francesco Pezzella e Emanuele Sergi. Andiamo adesso a Venezia per l'arresto di due persone straniere in campo Santa Margherita Piazzale Roma durante i controlli anti-spaccio. Nella notte un uomo è stato arrestato in campo Santa Margherita, nuovo intervento della Polizia di Stato contro lo spaccio nel centro storico di Venezia. Gli agenti delle volanti hanno arrestato un giovane cittadino nordafricano accusato di detenzione di droga ai fini di spaccio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Alla vista dei poliziotti avrebbe infatti tentato di fuggire, cercando anche di disfarsi di un involucro appena recuperato da un davanzale. Raggiunto dopo un breve inseguimento, avrebbe aggredito gli agenti prima di essere bloccato. I successivi controlli hanno portato al sequestro di 22 dosi di cocaina, 3 di hashish, per un totale di circa 14 grammi e 345 euro in contanti, ritenuti il possibile provento dell'attività di spaccio. L'uomo, già destinatario di un avviso orale del divieto di accesso nell'area di campo Santa Margherita, è stato arrestato e denunciato anche per la violazione della misura di prevenzione. I carabinieri invece hanno arrestato a Piazzale Roma un 25enne di origine tunisina senza fissa dimora, trovato in possesso di 50
50 dosi di cocaina nascoste anche all'interno di una finta presa per caricabatterie. La droga, se venduta, avrebbe fruttato oltre 2.500 euro. Dopo la convalida dell'arresto, il giovane è stato condannato a 8 mesi con pena sospesa e sottoposto al divieto di dimora in Veneto. Servizio di Eric Kaliman della nostra redazione di Venezia e Mestre. Adesso andiamo a Venezia da Filippo Fois, perché è stato firmato un protocollo tra la Guardia di Finanza e la Regione del Veneto sull'accesso ai fondi europei. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Prendevo la linea da Palazzo Balbi, la sede della Giunta regionale del Veneto qui a Venezia. Quello che è accaduto pochi minuti fa, la firma del protocollo che è stato sottoscritto dal presidente della regione Alberto Stefani con il generale Guido Zelano, che è comandante della Guardia di Finanza del Veneto, è un ampio protocollo che si concentra sia sull'arrivo di fondi europei, ma soprattutto anche, e questo ci preme sottolinearlo, su un'attività di formazione continua della Guardia di Finanza. Questo poi ci è stato spiegato nel corso della conferenza stampa, dipende dal fatto che le tecniche non solo di evasione, di elusione fiscale, ma anche di riciclaggio di denaro sporco, e quindi siamo in un tema che è profondamente legato anche con le infiltrazioni mafiose nella nostra regione, si stanno evolvendo in maniere sempre più difficili da rintracciare, tali da richiedere una continua formazione anche dal punto di vista informatico delle fiamme gialle, ed è questo appunto il primo passo di una collaborazione che poi si amplierà in maniera ancora più grande tra la Regione del Veneto e il comando della Guardia di Finanza del Veneto. Tra poco sentiremo il presidente della Regione Alberto Stefani a margine della firma del protocollo. Il discorso è molto ampio e si concentra per l'appunto, come vi dicevo, anche sulle infiltrazioni della criminalità organizzata. È un tema sensibile di cui forse non si parla quanto si dovrebbe. In Veneto non avvengono azioni di violenza o azioni eclatanti come in altre regioni italiane, c'è però purtroppo il rischio molto concreto di un'ampia e diffusa attività economica finanziaria di riciclaggio da parte della grande criminalità organizzata. Possiamo sentire il presidente della regione Alberto Stefani, poi la linea può tornare allo studio. È un protocollo con la Guardia di Finanza per attività di formazione. Ovviamente la Regione ha in sé un progetto che si chiama Capacity Building, che può essere messo a disposizione anche del personale della Guardia di Finanza. Insieme abbiamo condiviso una strategia di formazione che possiamo estendere anche successivamente per quanto riguarda altri ambiti. È un metodo di lavoro che tra l'altro prende in considerazione anche l'istituzione di una cabina di regia che monitorerà protocollo per protocollo l'effettività di quanto scritto. Veneto è una regione a rischio, prima si parlava anche col generale del fatto delle infiltrazioni della grande criminalità organizzata in una regione, in una realtà economica come questa in cui girano tantissimi soldi. Beh, è una regione a rischio. Io peraltro ho deciso di tenere per me la delega all'antimafia e alla gestione dei beni confiscati alle mafie. È un'iniziativa su cui vogliamo lavorare, su cui anche la Regione del Veneto vuole fare la sua parte, mettendo a disposizione gli uffici competenti e soprattutto mettendo a disposizione tutti quelli che sono gli strumenti che la Regione come la nostra, una Regione come la nostra, può sicuramente assicurare per garantire giustizia e soprattutto per la lotta alla mafia, che deve essere una sfida in cui anche la Regione del Veneto, anche la politica deve essere in prima linea. Molte aziende stanno vivendo in Veneto un'estate di passione per quello che riguarda il prezzo del gasolio, che ormai è arrivato a livelli insostenibili per alcuni bilanci. Sì, c'è da dire anche che ovviamente questo è un tema che nelle ultime settimane ha riguardato ampi spazi ovviamente di confronto anche con le realtà imprenditoriali, le associazioni di categoria. Ovviamente noi faremo la nostra parte, è chiaro che non è un tema di carattere regionale, ma la Regione deve continuare ad essere al fianco delle imprese del nostro territorio. Presidente, c'è un tema a lei molto caro. Grazie Filippo Fois e Sandro Ponchio da Cabalbi a Venezia, e torniamo alla cronaca. Dopo 2 anni da incubo, una ragazza riconsegna ai carabinieri il dispositivo
elettronico che la proteggeva dal suo stalker sottoposto alla misura del braccialetto elettronico. La sentenza è diventata esecutiva e quest'uomo è finito in carcere ieri mattina. Abbiamo incontrato questa donna, Cristina, fuori dalla caserma. Tra le altre cose ha detto: mi auguro che resti in cella. Strana, devo ancora rendermi conto, anche se penso che mi resterà comunque l'abitudine di guardarmi alle spalle sempre. Una sentenza, per quanto di condanna, non può cancellare l'incubo. Quello resta, fa intendere Cristina Tronchin, dopo aver riconsegnato in caserma dai carabinieri in via Cornarotta a Treviso il dispositivo che per oltre 2 anni l'ha protetta dal suo stalker, quell'ex compagno diventato con il tempo aguzzino e che in attesa di giudizio era stato sottoposto alla misura del braccialetto elettronico, di cui Cristina più volte aveva denunciato pubblicamente il malfunzionamento. Sicuramente sono d'aiuto, però hanno dei grossi limiti, perché ad esempio si scaricano piuttosto in fretta e spesso non c'è la copertura. Braccialetto elettronico ora revocato perché per lo stalker di Cristina si sono aperte le porte del carcere di Santabona, dove dovrà scontare la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione, sebbene il suo difensore sia già pronto a chiedere i domiciliari. Che rimanga in carcere, io credo che debba pagare, penso che non si renda neanche conto di quello che ha fatto. E secondo me per questi casi del codice rosso vanno tolte condizionali, vanno tolte sospensioni di pena, perché io credo che debbano scontare in carcere. Tra l'altro credo che il clima politico non aiuti nemmeno tanto, visto e considerato che qualcuno ritiene che il femminicidio sia una discriminazione all'atto opposto. La violenza di genere Cristina l'ha vissuta sulla sua pelle, mettendoci la faccia. Da qui il messaggio alle vittime che non hanno la sua stessa forza, il suo stesso coraggio. Io dico: fatevi aiutare, trovate un avvocato, andate nei centri antiviolenza e poi denunciate. Purtroppo è una strada obbligata dopo, quella di affrontare i processi, ma di non cedere. L'intervista di Christian Arboit. Vediamo il caso di un 20enne che ha maltrattato la madre per 2 anni ed è accaduto ad Est. È stato arrestato. Quando i carabinieri sono intervenuti, stava picchiando per l'ennesima volta la mamma, che da tempo era vittima della sua violenza. La donna è stata salvata dai militari intervenuti dopo l'allarme lanciato da un familiare e hanno arrestato così il figlio 20enne. L'intervento ad Est, le urla disperate della donna picchiata brutalmente dal figlio hanno attirato l'attenzione di un parente che ha dato l'allarme. Quando i carabinieri sono intervenuti, il ragazzo appena 20enne stava infierendo sulla madre. Per questo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti. Le botte e le vessazioni però andavano avanti da almeno 2 anni, ma la mamma, unica familiare vittima dei suoi soprusi, non aveva mai denunciato il figlio. Sgomento a Vicenza per l'aumento del degrado, addirittura persone nude che girano in questo caso in piazza dei Signori. Vediamo. Non si spegne il clamore in città suscitato dalle immagini dell'uomo nudo a spasso in Piazza dei Signori, uno straniero ubriaco che si aggirava indisturbato prima dell'arrivo della polizia tra turisti e famiglie con bambini venerdì sera verso le 21. Giulia Gennaro di Fratelli d'Italia è stato tra i primi a pubblicare le immagini stigmatizzando il degrado dell'episodio che non è rimasto isolato. Una cittadina mi ha girato questo video di questo immigrato che si stava denudando in Piazza dei Signori. Non è stato un caso isolato, perché poi c'è stato un altro immigrato che si è tolto la maglietta, ha percorso Corso Palladio ed ha aggredito una ragazza, e i 2 ragazzi che erano con lei l'hanno tentata di difendere, ma sono stati aggrediti a loro volta da questo personaggio. Violenza e degrado che non riguarda solo il centro storico ma anche i quartieri. È ricoverato ancora in gravi condizioni lo straniero vittima di un'aggressione nel weekend al Villaggio del Sole. Ecco perché l'esponente di Fratelli d'Italia ha voluto interloquire direttamente con il sindaco nel corso della sua diretta nei social. Ho fatto una domanda molto semplice, ho chiesto: a cosa serve l'assessore alla sicurezza?
Mi è stato risposto che lui non risponde alle polemiche. Bene, se la sicurezza dei cittadini vicentini è solo ed esclusivamente far polemica per la sinistra vicentina, io non ci sto e non ci stanno neanche commercianti e cittadini che hanno dovuto subire lo schifo che abbiamo visto venerdì sera, perché non è possibile che un sindaco non si prenda le responsabilità nonostante si sia voluto tenere l'assessorato alla sicurezza per sé e non dia le risposte chiare ai cittadini, perché la polizia locale è polizia giudiziaria a tutti gli effetti. È proprio un progetto che riguarda la polizia locale, caro all'amministrazione Possamai, è finito nel mirino delle polemiche. Il sindaco continua a farsi propaganda politica riguardo ai vigili di quartiere, ma se noi andiamo in giro per i quartieri come facciamo io e il mio gruppo di volontari che si spendono ogni giorno in tutti i quartieri di Vicenza, sentiamo solo dire una cosa, che non hanno mai visto i vigili di quartiere. Quindi di conseguenza dove il sindaco sta impiegando le risorse di polizia locale lo vogliamo sapere. Ovviamente diritto di replica al sindaco di Vicenza che può rispondere a queste critiche. Il servizio all'intervista era di Daniele Garbin. Vediamo dall'Arena di Verona un caso simile in via Nascimbeni, in zona stazione. I residenti contro il degrado, area abbandonata, servono manutenzione e sicurezza. E c'è anche il pezzo della collega Chiara Bazzanella che andiamo a vedere perché qui parlano i cittadini. Di rimozione di certe situazioni di degrado, grazie al Gallo e dei condomini qua dei casi ferrovieri. Lui praticamente gli è stato dato in qualche modo da gestire questo parcheggio, nel senso che apre e chiude. Queste macchine qua non dovrebbero essere mettere qua. È un vigile, non è che si può mettere lui a fare le multe. Giuseppe Gallo, e quasi da quando è aperto che io gestisco questo qua, lo apro e chiudo. E per far passare sia i bambini sia gli studenti, poi passano i bambini e gli studenti a non finire. Le macchine è da un po' di tempo adesso che questo parcheggio qua praticamente è stato abbandonato. Chiamo per venire a pulire e non vengono a pulire. E da 6 mesi adesso, che più di 7 mesi, devo pulire io, me lo sono dovuto comprare l'attrezzatura per pulire io stesso qua. Gli alberi non vengono tagliati perché purtroppo non si sa di chi sono questi qua, abbiamo chiamato i vigili e tutto e non vengono neanche a fare multa, per caso potrebbero fare delle multe di vigili, perché qua non possono parcheggiare, questo qua è un posto per i bambini che vanno all'asilo lì e questi invece loro parcheggiano le macchine, chiamiamo i vigili, non si presenta nessuno, cioè pure c'è l'insegna lì che possono parcheggiare dentro gli spazi, ma poi sembriamo tutte le gradi che c'è, poi noi parliamo del resto, perché gli studenti si fermano lì, si fermano qua, fumando di tutto, di poco e di tutto. A volte vengono con i cani, 2 minuti e se ne vanno. Così non si può andare avanti. Come Associazione Popolo Veneto abbiamo voluto denunciare questa situazione di degrado che ci è stata segnalata dai cittadini della zona, dove riteniamo che l'amministrazione comunale, gli enti pubblici in generale, chi ha la competenza sulla sicurezza dovrebbe intervenire maggiormente sia per tenere il decoro alla polizia e dare un servizio ai cittadini anche a supporto di quello che già loro fanno da soli, anche se non gli competerebbe, ma anche per tenere controllato, perché una zona così di passaggio, di sosta vicino alla stazione è evidente che se non è controllata diventa una situazione diciamo pericolosa anche per gli studenti che vanno a scuola e sul cammino qua possono trovare spacciatori, possono trovare prostitute, possono trovare varie situazioni di pericolo e di insicurezza. Così i cittadini avete sentito in questo quartiere di Verona, dall'Arena di Verona, il quotidiano più antico d'Italia, diretto da Massimo Mamoli. Vediamo adesso, andiamo da Tiziana Bolognani e vediamo se ci sono novità nella difficile vertenza della Idro. A te Tiziana.
Sì, la situazione è estremamente delicata. L'iniziativa di oggi in piazza Isola a Feltre fa seguito all'incontro che si è svolto al Ministero lo scorso 20 luglio, che però le organizzazioni hanno giudicato positivo per un certo verso, ma critico perché sul piano industriale e occupazionale ci sono ancora diversi dubbi. Al momento non ci sarebbero le garanzie sufficienti sull'esito positivo della trattativa per la cessione dello stabilimento da parte della multinazionale norvegese. Lo sappiamo, la difficile vertenza si trascina dallo scorso mese di novembre, quando Hydro annunciò di voler chiudere anticipatamente lo storico impianto feltrino, mettendo a rischio centinaia di posti di lavoro e un'importante realtà produttiva del territorio. Attualmente sono in corso, come vi abbiamo già detto, sono in corso le trattative con Metalba, che tra gli altri ha uno stabilimento anche a Longarone. Un nuovo incontro al Mimit è fissato per il prossimo 6 agosto e sarà decisivo per valutare una probabile acquisizione. Questa mattina il territorio è stato chiamato a fare fronte comune, perciò l'assemblea dei lavoratori si è tenuta in piazza a Isola a Feltre. Sentiamo. Oggi abbiamo deciso di convocare l'assemblea dei lavoratori in piazza per aggiornarli sullo stato della trattativa, che al momento non ci soddisfa, perché le notizie che abbiamo avuto all'ultimo incontro ministeriale sono che è in vendita una sola parte dell'azienda, segnatamente la fonderia, e questa è la soluzione che noi non abbiamo mai auspicato. Per noi l'intero perimetro aziendale e l'intero perimetro occupazionale deve essere oggetto della cessione. Noi siamo qui per ribadire una cosa, che qualsiasi soluzione vengano fuori da quel tavolo deve contenere la continuità produttiva e la piena occupazione. Questi sono gli unici elementi che noi stiamo, ripetutamente dicendo da mesi, da quando è iniziata questa vertenza qui. Quindi per noi qualsiasi soluzione troveranno in questi giorni al Ministero deve tener conto di questi due elementi. Rappresenta un valore strategico per il mondo del lavoro, per il mondo delle imprese, per il tessuto produttivo del nostro territorio. Il Comune è a fianco dei lavoratori dal primo giorno e saremo sempre al loro fianco nelle manifestazioni e in tutte le sedi istituzionali, nella quale abbiamo una posizione chiara. Da subito noi riteniamo di difendere il perimetro occupazionale e quindi tutti i lavoratori, e difendere soprattutto il perimetro del piano industriale, che deve prevedere tutte le lavorazioni e non solo la fonderia, quindi assolutamente contrari ad un eventuale spezzatino dell'azienda. Importanti le assenze, il Comune continua ad essere saldamente a fianco dello stabilimento e soprattutto dei lavoratori, assente la provincia, assente la regione, assente anche lo Stato, e questo naturalmente ha indispettito e preoccupato chiaramente le organizzazioni sindacali e anche gli stessi lavoratori. È una crisi che colpisce particolarmente anche l'indotto, come accade in questi giorni alla TB Metal, a cui i dipendenti è stata confermata la cassa integrazione per 6 mesi in vista della chiusura dell'attività e del trasferimento delle lavorazioni nel bergamasco. Per i sindacati si tratta di una situazione paradossale, i lavoratori si trovano a dover affrontare l'ipotesi del trasferimento o del licenziamento, nonostante la prospettiva di cessione della Hydro abbia almeno per ora scongiurato la chiusura dello stabilimento feltrino. Grazie a Tiziana Bolognani, al nostro operatore Stefano Bozzi. 2 minuti di pubblicità e torniamo da voi.
Di nuovo in diretta con Focus TG, vediamo la situazione dei 10.733 risparmiatori delle ex popolari, le banche venete che hanno chiuso la loro attività con dei clamorosi crack, e si riapre per questi risparmiatori il termine per presentare la domanda per i famosi ristori. Vediamo. Martedì 28 luglio per 10.733 risparmiatori e soci delle ex popolari di Vicenza e Veneto Banca, esclusi in prima battuta dai risarcimenti, riparte la caccia ai ristori. Ci sono 80 milioni in 3 anni. La finestra telematica per la presentazione delle domande al Fondo Indennizzo Risparmiatori durerà 120 giorni. Patrizio Miatello dell'Associazione Zerino Terzo da Onara è categorico. Fate molta attenzione, bisognerà chiedere i documenti alle banche. Attenzione, facciamo un appello anche agli eredi dei defunti, perché purtroppo sono passati tanti anni e qualcuno magari ha fatto la domanda e gli eredi non sanno di questo. È fondamentale informarsi, lo ripetiamo per le migliaia di persone coinvolte, per inserire correttamente i dati delle domande. Perché ci sono tutte le insidie tributarie e fiscali. Servizio di Ivano Tolettini, vediamo i danni provocati dalle tecnologie ai bambini, occhi fissi sugli schermi, così si ammalano i bambini, per i quali si chiede un limite di 2 ore al giorno. Sentiamo su questo il servizio di Francesco Rattai, che ha incontrato il professore Eugenio Baraldi tra i firmatari di uno studio recentemente pubblicato. Schermi digitali, digital device e bambini. Se ne è parlato in un documento che è stato pubblicato su un'importante rivista scientifica. È emerso che sono molto dannosi per la salute e per lo sviluppo dei più piccoli. Siamo qui con il professor Baraldi, che è direttore del Dipartimento della Salute della Donna e del Bambino. Insomma, professore, cosa è emerso? Ma è emerso quello che ormai sappiamo da tempo, ma che purtroppo è un po' sfuggito a tutti, che siamo in un momento in cui c'è una dipendenza da questi apparecchi digitali, quindi dagli smartphone, dai tablet, eccetera, ma il concetto è che ormai i giovani diventano dipendenti, e questo ha delle ripercussioni sulla salute. Quindi stiamo di fronte a un problema di salute pubblica. Salute digitale è una terminologia nuova in teoria, però riguarda proprio la problematica, e questo voi sapete che in Francia da adesso probabilmente vieteranno l'accesso ai social sotto i 15 anni. Il presidente della nostra regione, il dottor Stefani, sta lavorando anche qui in regione per affrontare questa problematica, perché ormai abbiamo dati scientifici, non sentito dire, che chi abusa del cellulare ha problemi di sovrappeso, può avere problemi di depressione, di isolamento, alterazioni del sonno, perché chi usa il cellulare riduce le ore di sonno, il giorno dopo a scuola rende meno, può avere problemi di ipertensione. Quindi tante problematiche legate a un abuso del cellulare. Voi stabilite anche una sorta di scala, di gradazione per inserire magari anche gli schermi, perché è innegabile che siano presenti nella nostra vita. Voi dite fine 2 anni bisogna comunque limitarli al minimo. Sì, lavorando noi ormai da anni su questa problematica, il nostro traguardo è quello di cominciare a parlare prestissimo di questi problemi con i genitori, perché purtroppo una cosa che è rimasta nascosta è che il 70-80% dei bambini a 2 anni già usa questi device e li usa per tanto tempo, e questo
ha problemi ad esempio sul linguaggio. Il bambino, una volta i genitori pensavano mio figlio è bravo a smanettare sul cellulare, allora è intelligente. Assolutamente no, questo comporterà dei problemi di linguaggio, perché se il bambino invece di parlare con la mamma, il papà, lo zio sta davanti al cellulare, avrà problemi di linguaggio, e questo è stato dimostrato in studi molto seri. Addirittura certi studi, per quanto riguarda l'uso del cellulare a 2 anni, hanno trovato un'associazione con l'autismo. Questa è una cosa che sarà da confermare, però è una cosa molto preoccupante. Quindi sotto i 2 anni assolutamente non devono usarlo, almeno di comunicare con un genitore che lavora fuori città, o la mamma, il papà, eccetera. Sotto i 5 anni massimo 1 ora, ma già 1 ora è tanto. Sopra i 5 anni massimo 2 ore. Queste sono le indicazioni che tutti dovremmo conoscere, e queste sono le indicazioni che vengono date per evitare di arrivare alla dipendenza dal cellulare. Intervista di Francesco Rattai dal Corriere del Veneto. Vediamo il disagio di tanti ragazzi, la fragilità con l'aumento dell'autolesionismo. In ambulatorio, dice un dermatologo intervistato dal Corriere del Veneto, il dottor Piovesan, arrivano ragazzi con la felpa per coprire i tagli, lesioni e ostioni nascosti sotto i vestiti, mentre i genitori, dice il dottor Piovesan, a volte minimizzano. Stiamo sul versante della sanità. Sono oltre 36.000 in Veneto le prestazioni sanitarie che sono ferme in preappuntamento, lo denuncia il Partito Democratico regionale. Sono più di 36.000 i veneti che aspettano nelle liste di preappuntamento, cioè sono coloro che non hanno ancora ricevuto una data per la propria prestazione. Nel veneziano sono più di 6.500 i pazienti che aspettano nell'ULSS 3 e nell'ULSS 4. Un numero, quello delle prestazioni in preappuntamento nel veneziano, che rappresenta il 17,5% delle oltre 36.000 prestazioni inserite in Veneto. Con il preappuntamento il cittadino non riceve una data, ma viene inserito in una lista e ricontattato solo quando si libera uno spazio disponibile. I veneti continuano a rivolgersi sempre di più al privato. Sono 4 miliardi di euro ogni anno che i veneti spendono di tasca propria per rivolgersi al privato, perché le liste d'attesa sono infinite e il pubblico non riesce a dare una risposta. Nella relazione sociosanitaria regionale 2025 si evidenzia infatti una spesa complessiva di 4 miliardi di euro sostenuta dai veneti per cure private, con una media di 850 euro a persona, superiore a quella nazionale che si attesta intorno a 730 euro. Sono stati autorizzati nuovi accreditamenti di strutture private, in assenza dell'assessore Gerosa, che ancora una volta non si presenta in commissione. Per l'opposizione si tratta di un sistema che rischia di nascondere il reale superamento dei tempi di attesa. Per questo chiede l'eliminazione del preappuntamento, lo stop ai blocchi delle agende, il potenziamento dei centralini e una maggior trasparenza, con il conteggio dei giorni d'attesa che parte dal momento in cui la ricetta viene presentata al CUP. Basta con gli interventi spot del governo e della regione. Chiediamo che si investa veramente nel pubblico invece che continuare a favorire il privato. Intervista di Eddie Kaliman. Vediamo, a Venezia supera i 5 milioni di euro l'incasso con il contributo di accesso del 2026. Nei piani futuri dell'amministrazione Venturini ci sono un aumento dei giorni in cui il ticket sarà in vigore e anche un aumento del prezzo d'ingresso che potrebbe arrivare fino a 50 euro. Quello appena trascorso è stato l'ultimo fine settimana del contributo d'accesso a Venezia per il 2026. Arrivato alla terza stagione di applicazione, il contributo d'accesso è ancora ufficialmente un provvedimento in fase sperimentale. Di fatto rappresenta un meccanismo complesso che pare avere superato la fase di rodaggio e assunto i caratteri di una strutturalità sempre più diffusa. I 29 giorni del 2024 sono diventati 54 nel 2025 e 60 nel 2026. Abbiamo superato i 5 milioni di incassi, pari a 650.000 appunto voucher a pagamento da parte dei turisti. Riusciamo fortunatamente a togliere pressione giornaliera sulla città, infatti rispetto a altre città dove il turismo giornaliero è cresciuto molto di più, a Venezia siamo riusciti se non altro a tenerlo a dei livelli molto più bassi. Sicuramente non ha alcuna efficacia rispetto alla limitazione dei flussi turistici, impatta pochissimo rispetto a quello
che è un tema veramente importante invece, che è quello del decoro. Siamo davanti a questi weekend veramente devastanti per la città, che non hanno nulla a che vedere col fatto che si paghi o non si paghi il ticket. Il dibattito rimane aperto. L'ingresso a pagamento in un'intera città è un provvedimento unico a livello mondiale e per i suoi detrattori sancisce in maniera definitiva la trasformazione di Venezia in parco a tema turistico, senza ridurre il flusso di visitatori. La città peraltro è già al minimo storico di abitanti e in tutto il comune ci sono più di 80.000 posti letto turistici. Di diverso avviso l'amministrazione comunale, che prevede anzi per il futuro un ulteriore aumento dei giorni in cui il ticket sarà in vigore e non solo. Cercheremo anche di impostare il contributo d'accesso per il prossimo anno, sia in termini di giornate, sia in termini di periodi e sia in termini anche di pagamento, alzandolo rispetto ai 10 euro massimi che sono previsti ad oggi. Già paventata in campagna elettorale dal sindaco Simone Venturini l'ipotesi di aumentare il ticket dai 50 o 10 euro attuali fino a 30 o 50 euro in determinate giornate dovrà passare necessariamente per il governo. Qui la diversità di vedute con il centro-sinistra diventa ancora più abissale. Non mettere una barriera all'ingresso di questo tipo, ma studiare a fondo e ragionare su quelli che possono essere gli incentivi e i disincentivi rispetto al turismo, che sia questo di massa, una distinzione che a me è sempre spiaciuta fare, e quando si parla appunto, e mi sembra più una boutade, di ticket a 50 euro, credo che veramente sia una boutade, perché significherebbe far sì che la città possa essere visitabile solo dai ceti ambienti. Non credo questo sia un sistema interessante. Servizio di Filippo Fois e l'overtourism anche sulle Dolomiti. Ci sono lunghe file alle tre cime di Lavaredo dove si pensa di istituire un numero chiuso. Le immagini delle code, dei parcheggi esauriti e dei sentieri affollati sono oramai diventate una costante nelle giornate di punta alle tre cime di Lavaredo e così torna sul tavolo una proposta che ciclicamente riapre il confronto: contingentare gli accessi per limitare la pressione turistica su uno dei luoghi più iconici delle Dolomiti. Il numero di persone che arriva a Misurina e che vuole salire alle tre cime è in quest'anno più alto. Bisognerà fare adesso un ragionamento con il Comune di Auronzo e con Dolomiti Bus per cercare di trovare una soluzione, così come il Comune di Auronzo ha studiato i parcheggi a pagamento, quindi con prenotazione a Misurina, alle tre cime, così dovrà probabilmente essere presa la stessa direzione anche per la questione del trasporto. Un anno fa in via sperimentale partì l'accesso su prenotazione. I turisti che vogliano ammirare le tre cime devono premunirsi per tempo per avere la certezza di un posto auto, moto, camper nel piazzale del rifugio Auronzo, che ha 700 posti. Chi non ha la prenotazione si mette in fila ad aspettare le navette, ma ultimamente le code sono impressionanti, come i disagi. La nuova ipotesi punta a individuare strumenti capaci di coniugare tutela ambientale e fruizione del sito. Tra le possibilità, oltre alla prenotazione, un tetto massimo di ingressi giornalieri o una gestione più rigorosa della mobilità verso il rifugio Auronzo. L'obiettivo dichiarato è preservare un patrimonio naturale riconosciuto dall'UNESCO, riducendo l'impatto del traffico, dell'affollamento e dell'erosione dei sentieri, soprattutto nei periodi di massima affluenza. Ma il tema resta delicato. C'è un problema a valle con l'attesa delle persone che aspettano in coda all'arrivo delle corse di Dolomiti Bus, e al ritorno lo stesso problema, perché ovviamente il numero di corse TPL non riesce a smaltire tutte le persone che vogliono o salire prima o scendere dopo. Per il momento non ci sono decisioni definitive, ma il confronto è destinato a intensificarsi in vista delle prossime stagioni turistiche e, garantisce il presidente della provincia Staunovo Polacco, sarà già al centro della prossima riunione dell'ente di governo. Si possono gettare e si gettano le basi per i ragionamenti da fare poi anche col gestore. Oggi riguarda Auronzo e le tre cime, ma in generale possiamo anche valutare anche le altre situazioni di criticità che ci sono. Servizio di Tiziana Bolognani, l'ambiente e anche le polemiche per frequenti tagli degli alberi nelle città, una polemica a Treviso, prima in via Cesare Battisti, poi lungo il Sile. Qui siamo a Venezia, dove gli ambientalisti protestano per il taglio degli alberi in riva Sette Martiri. Denunciamo quest'atto frettoloso e senza spiegazioni vere e proprie. Capisco che c'è un progetto, però
degli alberi così potevano essere tutelati, perché sono alberi almeno che hanno 50 anni. 2 pini marittimi non inclusi nel nuovo progetto di riqualificazione dei giardini della Marinaressa Riva Sette Martiri, abbattuti la mattina successiva alla fissione da parte di alcuni ambientalisti di manifesti perché quei fusti non venissero eliminati dal paesaggio. Questi alberi sono veramente rasenti il terreno, non sono pericolosi. Qualcuno è puntellato. Certo, i puntelli possono essere vecchi, ma si possono sostituire. Non riusciamo a capire questa velocità, ecco, nell'abbattimento. Tra l'altro, come dicevo, se non ci sono nidificazioni, però abbiamo degli anfratti, sicuramente possono esserci ricci o pipistrelli, e sappiamo che gli animali sono protetti. Lì qualcuno è andato a vedere, qualcuno del comune ha fatto un sopralluogo? Zero sicuramente. La denuncia arriva da alcuni cittadini veneziani che si sono visti abbattere gli alberi senza che prima venisse data loro alcuna informazione sulla data dell'operazione. Fusti che erano segnati nei progetti comunali come destinatari di abbattimento, nonostante non ci sia, secondo gli ecoguardiani, una reale necessità per Chiesani. Quello che mi lamento, che fretta c'era, prima di tutto, visto che normalmente si velocizzano delle cose quando ci sono dei pericoli imminenti, quindi dei cambiamenti, nel momento in cui è stata fatta una perizia che secondo noi è molto sommaria. Cosa vuol dire? Gli alberi vengono ritenuti sani, in sofferenza perché il puntone malandato. Io mi chiedo, quando mai, se ci fosse qualcuno che ha bisogno di stampelle, viene buttato giù perché si rompe la stampella? Pubblicità tra pochissimo, state con noi. Il canale Battaglia nella bassa padovana era pieno di alghe, ma sono intervenuti i mezzi per pulirlo. Sentiamo però, l'intervento non è finito e Elisa Venturini, l'assessore alla protezione civile e all'ambiente, annuncia nuove decisioni. I mezzi del consorzio di bonifica lavorano per ripulire il canale che scorre nel cuore di Battaglia Terme, nella bassa padovana. Da giorni il canale Battaglia, che collega il Bacchiglione all'Adige e che scorre al centro del paese, era infestato da alghe che, grazie al poco ossigeno presente nell'acqua, proliferano. Sul posto, per un sopralluogo, era intervenuta anche l'assessore all'ambiente della Regione Veneto, Elisa Venturini, che ha annunciato che si sta muovendo per far incontrare tutti gli enti che gestiscono le reti fluviali del Veneto attorno ad un tavolo. Il ruolo adesso che debba avere la Regione del Veneto è quello di riuscire a garantire un coordinamento tra i vari soggetti che intervengono lungo i corsi d'acqua. Sto pensando ai geni civili piuttosto che alle strutture tipo infrastrutture venete che hanno la possibilità quindi di agire lungo i corsi d'acqua per garantire la navigabilità, per garantire la pulizia e soprattutto per metterli anche in sicurezza, anche perché collegato a questo clima che diventa sempre più caldo abbiamo anche dei problemi magari dal punto di vista sanitario. Allora bisogna prevenirli e creare le condizioni perché ciò non succeda. Il proliferare delle alghe è uno dei fenomeni legato ai cambiamenti climatici, in cui fasi di siccità si alternano ad eventi temporaleschi particolarmente violenti, con pioggia e vento forte. Ogni volta, anche qui, abbiamo un'allerta gialla, abbiamo centinaia di richieste ai vigili del fuoco, se non alla protezione civile, di intervenire per questi alberi che continuano a cadere. Però anche questo è un effetto del cambiamento climatico, perché il grande calore che abbiamo registrato anche nei giorni e nelle settimane passate e che avremo anche, ha delle ripercussioni sugli alberi. E il risultato è che poi questi si schiantano, cadono, con le conseguenze anche qui, ogni volta sperando che non succeda mai qualche evento negativo. Così Elisa Venturini, vediamo restate in rete 10 comuni: Asolo, Borso del Grappa, Castelcucco, Cavaso del Tomba, Fonte, Maser, Monfumo, Possagno, San Zenone degli Ezzelini e Pieve del Grappa si sono uniti per portare avanti un progetto che ha visto coinvolti i ragazzi della Pedemontana tra orientamento, sport e laboratori.
41 ragazzi di seconda e terza media hanno preso parte al progetto di prevenzione del disagio giovanile. Dal 6 al 24 luglio si sono trovati negli spazi della Scuola di Formazione Professionale di Fonte ed hanno seguito gratuitamente un percorso che ha alternato laboratori manuali, attività sportive e momenti dedicati al benessere emotivo. L'obiettivo, quello di offrire ai ragazzi un'opportunità educativa durante il periodo estivo, contrastando così il rischio di isolamento sociale e dispersione scolastica. I partecipanti hanno quindi potuto sperimentare attività pratiche nei laboratori guidati da artigiani in pensione, individuati grazie alla collaborazione di CNA e Confartigianato. Ed ecco quindi, grazie alla collaborazione di diversi attori, che siamo giunti qua, in questo progetto, dove abbiamo messo assieme artigiani, insegnanti, alunni, per trasmettere anche quella conoscenza che i nostri artigiani hanno e che magari potrebbe essere perduta. È sicuramente un'occasione per fare rete, per generare attività e per generare benessere nel nostro territorio. Un'esperienza che ha favorito il dialogo tra generazioni e il passaggio di competenze e conoscenze dai maestri artigiani ai più giovani. Una rete di professionisti, spiega Don Magoga. Hanno reso possibile giorni spensierati, impegnativi, divertenti, dove i ragazzi che all'inizio hanno fatto fatica ad entrare in relazione si sono poi lanciati e hanno dato il meglio di sé. Accanto ai laboratori manuali il programma ha inoltre proposto attività sportive. Credo che l'opportunità di aver inserito anche le società sportive in questo percorso sia proprio l'integrazione che lo sport e il sociale devono avere in questo momento per realizzare insieme l'obiettivo finale, che è quello di promuovere il progetto di vita della persona. Offrire ai ragazzi esperienze positive che li aiutino a scoprire i propri talenti, a costruire relazioni significative e a guardare con maggiore consapevolezza al proprio futuro è la migliore forma di prevenzione del disagio giovanile, spiega Paola Roma. Servizio di Daniela Sizia e vediamo una grandissima campionessa del Veneto nella scherma ai mondiali, ha vinto la medaglia d'oro Martina Favaretto, che è veramente un'atleta di altissimo livello, ha battuto l'italiana Arianna Enrigo, così in questo momento l'Italia guida il medagliere dopo le prove individuali. Le lacrime di gioia, inginocchiata a terra, Martina Favaretto è campionessa del mondo di fioretto ai mondiali di Hong Kong, una finale tutta italiana. La 24enne veneta ha battuto Arianna Enrigo che sale sul secondo gradino del podio. Favaretto, nata a Campo San Piero di Noale, ora vive a Zero Branco ma si allena con l'Antoniana Scherma di San Giorgio delle Pertiche, dove è grande la gioia del suo maestro Mauro Numa, storico campione di fioretto e oro olimpico nell'84 a Los Angeles. L'ho sentita molto contenta, ha raggiunto un obiettivo che era da anni che voleva seguire, il titolo mondiale. Lei è sempre stata molto costante, ha ottenuto un sacco di vittorie di Coppa del Mondo, sia quest'anno è salita 5 volte sul podio, l'anno scorso ha vinto 4 prove di Coppa del Mondo, quest'anno ne ha vinte anche 3. Gli mancava, diciamo, un titolo importante. Quest'anno è riuscita a realizzare il suo sogno. Tra le prime telefonate di Martina da Hong Kong, proprio il suo maestro, l'atleta veneta che fa parte del gruppo sportivo delle Fiamme Oro, ha vinto il derby azzurro per 15-7 e porta a casa il suo primo titolo mondiale della carriera. Un risultato meritato perché è sempre stata costante, è sempre stata, diciamo, lì per vincerlo, è sempre salita sul podio, però gli mancava il titolo. Quest'anno è riuscita sia a vincere il titolo mondiale che a vincere la Coppa del Mondo assoluta. Servizio di Valentina Visentin, complimenti a Martina Favaretto che speriamo di avere qui ospite per una lunga intervista sulla sua carriera, i suoi successi. Gli ospiti di questa sera a Focus alle 21:20 circa: Paolo Benvenu, Gian Antonio Darè, Lucrezia Favaro, Joe Formaggio, Davide Lovat, Alessandro Manera, Leonardo Padrin e Francesco Rucco. È tutto per oggi, grazie molte Italo Morao e Andrea Basso in regia e buona giornata.